Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del lunedì, mercoledì, gruppo TV7. Elisabetta, hai novità dalla redazione? Qualche altro filmato curioso? No, però volevo chiedere ai tuoi ospiti cosa ne pensano dell'argomento di cui oggi si è discusso parecchio, ovvero della proposta degli assistenti civici. C'è stato anche un vertice proprio con il Premier Conte che sembra che il governo darà il via libera a questo progetto e quindi chiedere insomma, se può essere una soluzione per aiutare nelle regole anticontagio e a far sì che siano rispettate, quindi i luoghi di aggregazione come possono essere le spiagge, le piazze, i luoghi della movida. Cosa ne pensano quindi i tre sindaci? Adesso glielo chiedo subito, prima andiamo a leggere i messaggi. Ovviamente ringraziamo i telespettatori, ce ne mandano moltissimi, non riuscirò mai a leggerli tutti, però li ringraziamo ugualmente. Tra la scuola ci siamo anche noi genitori di bimbi che a settembre cominciano la prima elementare. Non ci possiamo sostituire agli insegnanti, è vero anche questo, e questa è un'altra problematica. Andiamo avanti. Buonasera Sindaco Bisato, vorrei sapere come si fa a ottenere il bonus per le vacanze. Grazie, devo fare anche questa domanda, Bisato, che lei voglia o no. Grazie al professor Crisanti, ricordiamoci che è un cervello che era all'estero ed è rientrato, dobbiamo tenerci strette queste professionalità ed è stato uno, ricordo che quando è diventato un magnifico rettore il professor Rizzuto e ha iniziato a lavorare è stato uno delle sue proprie strategie, voglio riportare i cervelli che sono andati all'estero ed è riuscito perché il professor Crisanti lavorava a Londra, nell'ospedale dove lavora tuttora la moglie, perché la moglie è ovviamente una terapia intensiva, lavora nelle sale di animazione, la lasciata lì per venire a dare una mano qui a Padova, fortunatamente ce l'abbiamo noi e dunque grazie all'università che ce l'ha riportato. Andiamo avanti. Salve, vorrei sapere se posso recarmi privatamente a fare i tamponi. Certo che può andare privatamente, chiede ovviamente al medico la ricetta, va all'ospedale, fa un po' di fila, 10 minuti, un quarto d'ora, i tamponi lo possono fare tutti. Allora, ritorniamo ai ragazzi, ritorniamo ai ciclisti. L'Elisabetta ha fatto un servizio in settimana proprio in virtù dei ciclisti, lei si è arrabbiato moltissimo perché sui colli ovviamente sono anche lì indisciplinati, perché vanno via 2, 3, quindi... Sì, ma a parte l'indisciplina, quello che è grave, che corrono appaiati, parlando uno verso l'altro, e quello dietro si becca le goccioline. Quindi abbiamo, anche perché logicamente correndo, questo è da incoscienti, cioè quelli dietro si beccano tutte le goccioline, quindi senza mascherina logicamente, li ho visti non una volta e più volte, se questo è il sistema di... Beh, lei può mettere i vigili e far dare le multe, no? Un po'... Sì, ma... L'esercito? No, ma io già mi arrabbio perché voi sapete che anche in centro a Padova ci sono i ragazzi giovani che anche sono in bicicletta, hanno il telefonino e ovviamente in una strada come quella del centro che è con i ciottoli va di qua e di là, passando con la macchina rischi anche di prendere sotto, se tu glielo fai ti rispondono indietro, hai capito? E do qualche multa a qualcuno che va col telefonino oltre a quelli in macchina, bisognerebbe farlo anche chi va in bicicletta, ci vorrebbe un po' anche di scuola anche per chi pratica, visto che tra poco andremo quasi tutti in bicicletta perché ne stanno vendendo una montagna. 70%. Più 70% di vendite. Ecco, pensate voi che affari stanno facendo appunto le aziende di biciclette, di monopattini, poi perché è brutto anche questo. La domanda invece che ha fatto l'Elisabetta, siete d'accordo? Inizio da lei, Rizzuto. I volontari civici. Sì, i volontari civici, quelli che praticamente devono stare attenti a tutti, che il governo ha stanziato dei soldi per far sì che abbiamo questi qui. È d'accordo o no lei? Ma io credo che l'educazione sia un fatto individuale, credo che sia, non credo moltissimo all'utilità di qualcuno che ti ricorda nel momento, ma sia un fatto di consapevolezza e consapevolezza collettiva, credo che sia molto più importante i messaggi che sono veicolati. Certamente in questa fase in cui, come ricordava, vediamo molti comportamenti inadeguati, avere anche chi aiuta gli amministratori pubblici a mantenere i comportamenti responsabili, credo possa essere utile, ma probabilmente saranno loro a... volevo sentire il pensiero di tutti. Sono d'accordo, logicamente noi abbiamo anche molte persone che in questo momento hanno il reddito di cittadinanza, attraverso un'adeguata formazione penso che potremo utilizzare
queste persone in questo momento così particolare, quindi direi che tutte le persone che hanno un reddito di cittadinanza, man mano che il governo dovesse aver bisogno di esigenze particolari, penso che con un corso di formazione si possa anche organizzare una task force adeguata. Per fare questo, Presidente Bui. Guardate, in questo momento più che i volontari civici serve aumentare il senso di responsabilità dei cittadini, far capire ai cittadini che oggi la guerra la si vince con la responsabilità individuale. Non è più la corsia di ospedale, è uscita dalla corsia dell'ospedale l'emergenza. Oggi la prevenzione sta nella nostra responsabilità e quindi i presidi non sono degli impedimenti al divertimento, ma sono la condizione per il divertimento. E quindi su questo bisogna lavorare, quindi i messaggi come quelli del Presidente, i messaggi che tantissime autorità stanno dando, gli appelli secondo me sono molto più efficaci. Se poi serve implementare le strutture delle forze dell'ordine, benissimo, anch'io sono d'accordo nel utilizzare anche le persone che oggi usufruiscono di reddito di cittadinanza piuttosto che anche altri sussidi da parte dello Stato. Però oggi veramente dobbiamo implementare e far prendere coscienza ai giovani, o una parte di giovani, perché una grande parte dei giovani si sta comportando bene e si è comportata bene, e che deve ampliarsi il senso di responsabilità. La guerra contro questo coronavirus la vinciamo col nostro comportamento e su questo secondo me i giovani sono ricettivi più di quello che noi pensiamo, al di là di qualche comportamento di questi giorni. Però i fatti non vi danno ragione, perché i fatti dimostrano tutt'altra cosa di quello che state dicendo voi, perché nelle città italiane tutte, dico tutte, c'è stato un comportamento da parte dei giovani il giorno dopo non esemplare, come lo definite. Prima, durante, sono d'accordo con voi, perché un ragazzo rimanere in casa 2 mesi e mezzo, non uscire la sera, capisco anche io il sacrificio che fa. Ci sono ma stati dopo, episodi, però aperte le porte, dire il mondo dei giovani le porte, è tutto così, mi sembra tanto generalizzare il problema. Io ho detto aperte le porte, non ho visto quello che mi dite voi, ho visto tutto l'opposto, però se lo dite voi... Va detto anche che probabilmente dentro quelle piazze, in alcuni casi, obiettivamente ci sono state delle situazioni deprecabili. Non c'erano solo i 18enni, 25enni, c'era dentro anche i 40, 45enni, anche i quasi 50enni come le garantisco pochi, a tutti hanno dato fastidio. Le garantisco pochi, io c'ero, per esempio a Padova, pochi, le garantisco pochi. Guardi, io so che da amministratore pubblico bisogna come dire, stigmatizzare comportamenti che non vanno bene, però mettere dentro tutta una categoria di persone equivale a renderli ancora più sfiduciati nei confronti della società. Cioè io credo molto, certe volte mi sbaglio, ma io credo, come dicevano anche i colleghi, alla responsabilità individuale. Allora se tu se a qualcuno gli riconosci che ha un ruolo e che quel ruolo è importante per lui, ma anche per la sua famiglia e quindi per la società allargata, si potrà comportare di conseguenza. E chi lo deve fare questo? Lo deve fare, allora, lo deve fare la responsabilità individuale, tu gli devi insegnare, la società deve dare gli strumenti perché tu capisca che sei utile anche agli altri, e poi, attenzione, con questo non voglio tirarmi le ire della categoria, se tu apri e a un certo punto dici che è possibile somministrare cibi e bevande, in particolare bevande, in quel momento per berle ti dovrai togliere sta mascherina, no? Allora anche i gestori dei bar in qualche misura devono essere altrettanto responsabilizzati quanto gli avventori. È sempre un combinato disposto, perché altrimenti quella sera là lei, tornando a casa, ha visto un assembramento che come dire, non le pareva giusto, ed aveva ragione a riconoscere che non era giusto. Però altrettanto, mezz'ora prima o un'ora prima, non pensavo, se non avessero più somministrato non avrebbero più avuto di che star lì. Sono stati lì poi fino alle 2:30 di notte che avevano chiuso tutto, ma al di là di questo io non pensavo nel passare, perché io passo spesso sempre, non pensavo che quella sera ci fosse così tanta gente, perché per esempio a Padova il giornale movida il mercoledì, io non pensavo che lunedì ci fosse
un numero esagerato così di ragazzi nel fare questa serata da movida particolare. Pensavo sì, ci sarà un po' di movimento. Io quella sera lì ero in un'altra trasmissione, mi succede che mi invitino, adesso mi dovrò contenere perché altrimenti diventa troppo fermente il contatto e il rapporto, e mi chiedevano, eravamo presenti in trasmissione in un'altra provincia, io e un altro amministratore, ma qua bisognerebbe intervenire di brutto, chiudere tutto, cioè, però capite che erano arrivati dei messaggi in controtendenza anche nei giorni prima? Perché quando tu dici da quel certo giorno è riaperto, l'aspettativa monta, c'è poco da fare. Cioè, se diciamo che sono 2 mesi che tu tieni dentro chiuso a doppia mandata, e allora la risposta era bisognava mettere più polizie e più militari, ma non possiamo... Cioè, arriviamo anche all'eccesso contrario, non possiamo mica militarizzare il nostro territorio, perché militarizzare il nostro territorio diventa uno stato di polizia. Ha ragione il Magnifico Rettore, lo dice, ci vuole un po' di intelligenza, ma io infatti non dico tutti i giorni, ho visto quelli che saranno stati oltre 2000 e sono rimasto un po' allibito. Poi tra l'altro Padova, con la scusa che ha 60.000 ragazzi che praticano l'università, che frequentano l'università, che sono tutti giovani, e insomma dove vanno? Vanno ovviamente anche loro a divertirsi, comprensibile, capibile, dico che anche loro dovevano capire che in questo momento un attimino un po'... Condivido, sì, capito? Come non è che sto dicendo il contrario. Nel momento di povertà, di crisi tutti, uno passa con la Ferrari in mezzo alla gente povera, la stessa identica cosa, per fare un esempio. Io credo che sia assolutamente da stigmatizzare e punire il gruppo di irresponsabili che espone tutti a rischio per un comportamento, con un comportamento totalmente inadeguato, e anche ti viene a pensare come puoi non renderti conto, dopo quello che abbiamo passato, che questo comportamento è totalmente inadeguato. Però anch'io non vorrei puntare il dito contro poi il nostro futuro, i ragazzi giovani, perché vedo l'immagine, io ho 3 figli adolescenti, questi 3 figli adolescenti sono rimasti per 2 mesi e mezzo chiusi in casa, adesso loro e i loro amici li vedo sempre con la mascherina che vanno in giro. Allora io credo che questo dobbiamo vedere, cioè che abbiamo anche tra i giovani una larga maggioranza che è responsabile, addirittura io sono preoccupato che siano impauriti. Infatti, perché sono proprio vedo dei ragazzi, di nuovo i miei figli che sono io, insomma ricominciate a vivere, cioè ricominciate ad avere una vita regolare. Condivido in pieno. E io credo che a loro dobbiamo dare il messaggio che apprezziamo la loro responsabilità. Poi c'è un gruppetto di irresponsabili e colpisco quelli. Cioè. È come se adesso noi, se troviamo degli infermieri, quelli che noi abbiamo giudicato in questi mesi gli angeli del mondo sanitario, gli infermieri, il personale sanitario, i dottori, qualcuno si comportasse male e mandassimo a monte tutte le migliaia di persone del mondo sanitario che hanno lavorato in maniera egregia in questo momento per questo superamento di crisi. Qualcuno si comporta male, allora tutti diventa il mondo della sanità. Però, no, Presidente, è un po' diverso tra gli infermieri e no, è la stessa, non possiamo poi per un gruppo di persone, tante anche, perché lei ha fatto un numero anche importante, però non è il mondo giovanile che si trova tutto, ho detto che in centro a Padova ci sarebbero state, io penso sulle 2000 persone, forse anche più, che hanno avuto un comportamento, le ripeto, vergognoso, ma questo non vuol dire che tutti i giovani hanno avuto un comportamento, non dico questo, ho detto quelli che ho visto e quelli che ho visto nelle varie città, Brescia, Napoli, Roma, quelli che ho visto nelle varie, Milano, i Navigli, è stato un comportamento vergognoso, mi permetto, nel rispetto delle persone e degli altri. Dopo che i ragazzi ci siano ragazzi bravi, non ho dubbi, ci mancherebbe che il futuro sia sui giovani, non ho dubbi, e quindi però dobbiamo dare anche noi dei messaggi positivi e non discordanti a giorni positivi. Lei si è preoccupato, si sono preoccupati tutti, il governatore continua a dire non è finita questa epidemia, state attenti alla mascherina. Un giorno chiudiamo tutto, il giorno dopo apriamo tutto, si può andare al bar a bere lo spritz in piedi e il giorno dopo dobbiamo farlo seduti. Dagli inizi di giugno probabilmente non servirà più la mascherina, cioè è difficile, cioè per noi addetti ai lavori, adesso mi ritengo un addetto al lavoro, è difficilissimo aver stratificato tutto quello che è successo in questi 3 mesi.
Io ripeto, perché ho anch'io due figli adolescenti, uno il primo giorno che è potuto uscire di casa, io e lui che abbiamo un rapporto buonissimo, lui è tornato, abbiamo avuto, come dire, una dialettica molto forte ma vibrata, e io ho capito poi che lui aveva avuto paura di uscire, cioè di rientrare nel mondo. Cioè noi dobbiamo anche immedesimarci in quello che è successo a sta categoria. Cioè loro mi colpevolizzavano del fatto che io, per il mio impegno amministrativo, non fossi mai rimasto a casa più di 3 o 4 giorni stabilmente a casa, no? Ed è vero, se poi uno ci ripensa, è vero. Perché qui ci sono state persone che per 2 mesi non hanno messo la testa fuori di casa. Attenzione, con questo, lungi da me, perché sono un amministratore locale e me la prendo con chi si comporta male, però non ammetto la caratterizzazione. Sono d'accordo con lei. Io ho detto solo quello che ho visto lunedì e sono rimasto davvero... Le abbiamo dato tutti d'accordo, favorevoli a quello che andiamo ha da detto. Maurizio, perché ormai sono tutti a letto, proprio il sindaco lei ha detto a una certa ora alle 22:30 tutti a letto, proprio. Sì. Vediamo se troviamo Maurizio, così lo salutiamo, li facciamo ritornare in sede, e se abbiamo... Marco mi aveva detto che avevamo Maurizio, vediamo se riusciamo a vederlo, così lo saluto. Eccolo lì Maurizio. Allora Maurizio, ti salutiamo, va bene, buon ritorno. Mi sembra che sia tutto tranquillo, sono tutti a letto. Grazie per essere rimasti collegati fino a questo tempo. Sono tutti a letto Sì, evidentemente sì, stavamo aspettando un altro ospite ma purtroppo non è arrivato, però portiamo i saluti del parroco Don Mario, che era impegnato questa sera, avrebbe voluto essere con noi, ma insomma ha portato i suoi saluti, e sottolineando anche quello che è successo domenica, cioè questa messa speciale del vescovo Cipolla, che chiaramente ha fatto la prima messa in pubblico dopo la fine del lockdown, proprio qui, un luogo simbolico. E che noi l'abbiamo trasmesso in esclusiva, in diretta, quindi davvero. Grazie Maurizio, buon rientro. Allora, andiamo in pubblicità e poi parleremo invece con i negozianti, con la gente di Vo e con il sindaco di Vo, tra poco.